Buon pomeriggio a tutti, salve, benvenuti ad una nuova live di Reni J e Reni Toons. Salve a tutti, benvenuti. Volevo fare un attimo un'altra prova per vedere. Allora, vediamo se io faccio così. 1, 2, 3. Sì, sembra che dovrebbe tutto essere tornato a posto. Sembra che dovrebbe essere tutto tornato a posto. Buon pomeriggio, sono le ore 15:24. 15:24? Correggetemi se sbaglio, sono le 15:24 di questo lunedì 8 giugno 2026. Salve a tutti, benvenuti. È una nuova live. Purtroppo ho avuto dei problemi con Restream, proprio non si parlavano i tool con cui io cerco di fare streaming. Aspettate che ovviamente i problemi non vengono mai da soli, mi servirebbe un cavetto. In tasca c'è sempre tutto, in tasca c'è sempre tutto e mi servirebbe un cavetto così. E questo io me lo porto sempre dietro, un cavetto da USB normale a USB-C, perché ho il telefono che è un po' scarico e niente, praticamente sto utilizzando il telefono per capire pure se la live funziona bene, se va a scatti o meno. Allora, così certo non sarà una ricarica rapida, però meglio di niente, meglio di niente. Allora, rimettiamo a tutto schermo. Ok, allora, che cosa dobbiamo fare oggi? Allora, qui vedete dei pacchetti, vinili e quant'altro, no. Oggi non ci dedichiamo ai vinili, oggi non ci dedichiamo a fare unboxing, non ci dedichiamo a niente di tutto questo. Allora, sono andato a casa dei miei e mentre sistemavo delle cose con mio padre, ho aperto un armadio e dentro c'è tanta roba che nel prossimo futuro, finalmente dopo più di 20 anni che ho cambiato casa, la porterò qui a casa mia, diciamo dove abito, quindi prenderò tutto questo materiale e lo vedremo insieme, vedremo che cosa funziona, che cosa no. Vedremo che cosa riguarda questo materiale. Lì c'è un armadio pieno di storia, ma pienissimo di storia, solo che durante questa live non voglio assolutamente dire di cosa si tratta, ok? Sicuramente saranno cose che faranno fare un tuffo nel passato a tanti di voi, tanta gente degli anni 70, tanta gente degli anni 80. E oggi volevo partire proprio con un singolo oggetto intorno al quale volevo strutturare addirittura questa live, perché contiene tanti oggetti diciamo che riguardano gli anni 90, ecco, diciamo non tanto gli anni 80 quanto più gli anni 90. Sto parlando ovviamente, ho messo anche una bella immagine sul, diciamo, sulla descrizione di questa live, proprio ho messo una grande immagine. Parliamo del mio vecchio portafoglio Invicta. Questo è un portafoglio anni 80 che è stato il mio portafoglio, come vedete, pieno di roba, portafoglio anche negli anni 90. Io avevo un marsupio e questo è il mio portafoglio originale Invicta degli anni 90. Io l'ho usato negli anni 90. Ovviamente lo strappo qui non regge più, poi si è un po' tutto deformato, però secondo me con un ferro da stiro tiepido, quindi non caldo, e mettendolo vuoto, magari questo si riesce pure a riportarlo, diciamo, al suo. Poi mi pulisco questi strap, che questi si sono un po' sporcati, e forse questo è ancora utilizzabile, però non è questo di cui voglio parlare. A proposito, io qui non ho neanche aperto per vedere se ci sono lire, no. Allora, sicuramente non troveremo banconote in lire, sicuramente non troveremo monetine in lire, però troveremo tanti ricordi. Ora io ve lo faccio vedere da qui giù, copro anche
qualunque altra cosa. Vedete, questo è a 3 scomparti, poi qui ci sono degli scomparti, altri bigliettini, altre cose, diciamo, in generale. Allora io lo poggio qua in modo che si veda che io prendo tutto da qui dentro. Ovviamente, quando io l'ho trovato c'erano anche mia moglie e mia figlia, c'erano mia madre e mio padre. Questo è successo ieri, no, sabato scorso, e praticamente io già ho fatto vedere a mia moglie e a mia figlia tutto quello che contiene, e perciò poi mi è venuto in mente di mostrarvelo, di farvelo vedere, di rendervi partecipi dei ricordi che ci sono in un semplice portafoglio, diciamo il portafoglio degli anni 80, però che io usavo negli anni 90, ok? Quindi io direi di andare tranquillamente avanti. Aspettate che mi rimetto la chat, se no non vi leggo. Dovrebbe essere questa la chat, sì. Allora, voglio vedere se sì, questo dovrebbe essere il link. Il link, vediamo un attimino. Scusate, ma contemporaneamente sto pure su Telegram, sul canale Amica Ita, Amica Ita, vediamo un po' se faccio così che cosa succede. Allora, qui ok, e qui ok. Allora, ho messo anche un'altra pubblicità su un canale di un amico, così vediamo se qualcuno parteciperà o meno a questa live. Allora, io direi buttiamoci subito a capofitto nel contenuto di questo portafoglio. Allora, la prima cosa, allora, tutto quello che io vi racconto durante le mie live non è frutto di un'invenzione, non sono cose inventate, cose suggerite dall'IA o dalla I, come la volete chiamare, non sono cose che mi va di dire perché me le sono inventate, assolutamente no. E adesso vi dimostrerò che parecchie cose che io vi ho raccontato nelle live passate corrispondono tutte a verità. Verità è che io posso provare, e adesso speriamo durante quest'estate ve lo proverò facendovi vedere tanti oggetti del mio passato che hanno caratterizzato la mia adolescenza e anche, diciamo, parecchio dopo l'adolescenza, diciamo tutti i miei 20 e 30 anni, ok, prima che io cominciassi poi a lavorare, diciamo, prima del matrimonio, diciamo, poi di tutto il lavoro con Morena Computer, con la pizzeria, eccetera. Allora, la prima cosa che vi volevo far vedere, guardate, adesso la mia telecamera metterà a fuoco. Guardate un po', non c'è più questo negozio, non c'è più. Questa è la tessera, ma se vedete è trasparente, vedete il mio dito? È trasparente. Rent Music 2, vendita compact disc, audiocassette ed accessori, via Caio Manilio 39 00174 Roma, fermata metro Giulia Agricola Lucio Sestio, ok? E questo era uno dei tanti negozi che oltre a vendere i CD li anche affittava, e quindi io grazie a questo negozio mi sono registrato tante compilation, quelle che sto anche pubblicando sul mio canale YouTube, quindi vi invito a dare un'occhiata al mio canale YouTube, tante compilation, come dicevo, tante, come posso dire, tante altre audiocassette. Allora, 2 di 2, spettatori 0, proviamo un po' a scrivere qui salve, ma mi sa che questa non funziona, no, quindi era quella, vediamo qui, ok, benissimo, quindi questa è la tessera di Rent Music 2. Andiamo avanti. Allora, io vi ho detto più volte che io facevo parte, datosi che ascoltavo sempre Radio DJ, datosi che spesso registravo il Megamix di Molella e Fargetta, anche prezioso, e ascoltavo tantissimo Radio DJ, soprattutto la DJ Parade da anni.
da anni, perché in base alla DJ Parade poi andavo a fare i miei acquisti di vinili per quando poi andavo a fare le serate da DJ, ok? E quindi io, che cosa vi ho detto che sono? ADC, dice che cosa è ADC? Amico della cassettina. Attenzione ragazzi, dipartimento bella musica, Albertino si inventò la ADC Card, vedete anni 90? Valida dal 5,94 a tutto il 5,96, numerata la ADC Card di Radio DJ, fondata da Albertino, e qui dietro c'è il dipartimento bella musica, ok? E quindi questa è la card ufficiale che davano a chi faceva parte dell'enorme gruppo italiano ADC di Radio DJ. Attenzione, io sono un amico della cassettina certificato da questa card, ok? Oh, andiamo avanti. Allora, guardate questa. Questa mi venne data, guardate, questa mi venne data, vedete, De Vita 31/12/95. Questa è la Epson Online Card come garanzia, pure i numeri te lo faccio vedere, tanto non sono più attivi, guardate che spettacolo. Allora, praticamente quando comprai la mia primissima stampante migliore delle Commodore, diciamo, perché io fino all'epoca, fino a quando non acquistai questa, avevo acquistato la MPS 803, mi pare pure la 802, insomma avevo delle stampanti Commodore che funzionavano molto bene col Commodore 64, ma già con Amiga che aveva una porta parallela standard non funzionavano ma manco per niente. Io poi sì, comprai un adattatore che mi permetteva di utilizzare anche il drive del Commodore 64 su Amiga tramite la porta parallela di Amiga, ce l'ho ancora quell'adattatore, e quindi riuscivo poi in qualche modo, con qualche artificio, pure a utilizzare le stampanti tra virgolette seriali, perché poi quella era una porta seriale, quella che sfruttavano sia i dataset che le stampanti MPS 802 803, diventavano parallele sul PC, però ovviamente non erano diventate pure molto lente. Io comprai una Epson LQ100 24 aghi bianco e nero, quindi pure che scriveva andata e ritorno, quindi bidirezionale, che era molto 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 veloce, aveva una qualità di molto superiore grazie ai 24 aghi, e quindi mi venne data anche, visto che costava parecchio, la Epson Online Card. Quindi questa è un'altra chicca. Allora andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Oh, guardate un po' qua che c'è. Allora, questa è la tessera socio di Cinemania. Cinemania, tessera socio 362, Piazza Rosarno 3, Statuario Roma. De Vita Renato, tessera socio 362. E qui c'era il timbro loro, Cinemania, per dimostrare che questa tessera era originale. Ovviamente anche loro non ci sono più, qui in questo spazio ci sono stati tanti altri negozi nel tempo, addirittura anche un ciclista, poi diciamo altri negozi, adesso mi pare che c'è una vetreria se non sbaglio. Comunque questo è stata un'altra, diciamo, un altro negozio dove io mi andavo a noleggiare le videocassette, ed è là anche l'acquisto degli Amstrad Double Decker, ma questo poi è un argomento su cui torneremo durante qualche altra live. Oramai si parla degli anni 90, oramai posso raccontare quella che è stata la mia vita in quegli anni, perché sono tanto affezionato a quegli anni, perché io vi dico che il mio cuore, tra virgolette, diciamo, è rimasto in quegli anni, perché dopo poi, diciamo, ho visto sfumare, diciamo, la passione delle persone per qualcosa di fisico, perché si stava digitalizzando tutto. Anche io ero un appassionato di MP3, però gli MP3 a fronte di qualcosa che già avevi, che ne so, un vinile, una cassetta,
un qualcosa di ascoltabile, un CD, un supporto fisico, ti fa l'MP3 perché magari è più facile da portare in giro e quindi se lo volevi ascoltare in macchina o magari su una pennetta lettrice di MP3 poteva avere un senso, ma sostituire completamente i supporti fisici no. E così però è stato per tante cose, per i fumetti, tante riviste, fanzine. Diciamo, il digitale ha diciamo un po' eliminato questa voglia di collezionare che è prettamente di noi, come ci chiamano? Generazione X, non lo so, insomma, di noi nati tra gli anni 60 e gli anni 80, che noi avremmo collezionato tutto quello che c'era di quegli anni. Andiamo avanti, abbiamo visto la tessera di Rent Music 2 e andiamo a vedere la tessera anche di Rent Music 3, via Palermo 9 00043 Ciampino, una traversa di via Mura dei Francesi, sempre tessera di Renato De Vita. Qui che c'era pure il numero di telefono, no, quello è un numero, è un altro numero loro seriale interno. Comunque la tessera è questa qua, guardate che spettacolo, se me la rimette a fuoco, grazie. Noleggio compact disc, prima me l'hai messa a fuoco. Oh, noleggio compact disc Rent Music 3, grandissimi anche loro, e anche qui io noleggiavo tanti CD e mi facevo tante cassette. Ok, Rent Music 3. Oh, non può ovviamente mancare, non può mancare una tessera di un'altra videoteca, questa però era molto grande. Vediamo un po' se è quella che mi ricordo io. Metro. Allora, e mettila a fuoco, ti voglio ammazzare. Prima hai messo a fuoco l'impossibile. No. Oh, esatto, metro Arco di Travertino. Allora, guardate, by Future Video, via dei Colli Albani, 50 metri dalla metro Arco di Travertino. Questa è una videoteca abbastanza grande, molto grande. Eccola, questo è il retro della tessera col regolamento. Tessera numero, pure questa non c'è più, vedete, questo è il regolamento. Renato De Vita, vedete? By Future Video, Hollywood and Hollywood. E questa era una bellissima, non dico che era a livello di blockbuster, però me la ricordo, era gigantesca, aveva 3 vetrine, cioè un'entrata e un'uscita, e c'aveva tutti questi scaffali pieni di videocassette. All'epoca le videocassette andavano proprio alla grande, cioè non potete capire quanto andavano le videocassette. Ok, adesso io coprirò magari gli ultimi numeri, perché questo non è più il numero mio, ho visto che è stato riassegnato. Questo è stato il mio primo numero di cellulare, era un 0339, era un arancione più ricaricabile associato alla provincia di Roma, e questa era la TIM card che ti davano insieme alla SIM. Insieme alla SIM ti davano questa card con scritto il tuo numero. Grandissimi. C'era scritto il proprio numero di telefono, vedete? Oh. Questo invece era un locale, guardate, questo era un locale via Carolano 18 00010 Monte Libretti, Roma. Un locale sicuramente dove sono andato. Non so se c'è ancora, boh, non penso che ci sia più. Questa è tutta roba anni 90, quindi è inutile che fate i numeri di telefono. Queste sono due card uguali, due card identiche, guardate, sono delle card che si trovavano, mi sa, di sorpresa da qualche parte. Da oggi mi sento,
prigioniero di De Renato. Vedete, sono perfettamente uguali. Vedete? Sono due card, su una c'è scritto Renato, su una no, vabbè. Sono due card così divertenti, diciamo. Ok? Andiamo avanti. Vabbè, qui magari vi copro qua. Vi copro qua, ma questo era il mio biglietto da visita. Guardate, No. Questo era il mio biglietto da visita. Renato De Vita, analista programmatore, esperto linguaggi Clipper, C, Pascal, Basic ed ambienti MS-DOS e Windows. E questo era il mio biglietto da visita, ce n'ho diversi di questi, me ne sono rimasti diversi. Devo dire che proprio grazie anche a questi biglietti da visita qualcosa ho fatto, ho fatto. Allora, guardate, opla, mi ha dato una botta e questo stava cadendo. Allora, facciamo una pausa, va. Guardate che bello questo lo trovate forse ancora in qualche edicola. Mercoledì prossimo esce quello nuovo, Questo è il topolino in cui Max Pezzali ha fatto il direttore, Quindi la copertina tutta a favore di Max Pezzali. Ok? Ora vi faccio vedere una cosa, guardate che chicca. Un mio amico mi procurò l'ingresso alla Rai. Guardate, De Vita Renato, dipendente Tiziano Marocco, valido fino alle ore del 97. Io andai alla Rai grazie a questo mio amico a vedere gli studi della Rai e lui mi procurò questo ingresso alla Rai Radio Televisione Italiana nel 97 e io me lo sono tenuto da conto, me lo sono conservato proprio perché è un bellissimo ricordo essere andato, vedete, Viale Mazzini 14, proprio Viale Mazzini 14, nella sede principale della Rai, a Viale Mazzini 14, dove ci sono poi tanti studi, dove vanno tutti i presentatori più famosi. Siamo arrivati ad una parte a cui sono molto affezionato. Guardate, come io vi racconto sempre, Expo Cartoon, questa è una tessera di accesso, Gran Galà del divertimento, qui è verticale, questa verticale per farla mettere a fuoco mi sa che sarà un'impresa, eccola, la faccio vedere così, 7ª edizione, Gran Galà del divertimento, Expo Cartoon, mostra mercato del fumetto, del cinema d'animazione e dei games. Expo Cartoon. E questa è una tessera, diciamo, è la 7ª edizione. Guardate, guardate. Allora, questa è un'altra tessera. Expo Cartoon. 22esimo Salone Internazionale dei Comics, dei film di animazione e dell'illustrazione. Andiamo a vedere qui le date se si leggono. Sì, 1998, 12-13 novembre. Fiera di Roma si riferisce alla vecchia Fiera di Roma che è stata ultimamente totalmente buttata giù. Ok? E questa è un'altra tessera d'ingresso di Expo Cartoon. Adesso queste le digitalizzo tutte, così una volta digitalizzate le troverete su Facebook nel gruppo che ho creato io dedicato proprio ad Expo Cartoon. Ok? Guardate, Expo Cartoon 12-13 novembre 94. Io ci sono andato l'11, il 12 e il 13. 15.000 lire, come vedete in prezzo. Qui ci sono tutti gli orari. Tessera valida per una persona, solo che completa di nome e cognome. Sì, poi non ce l'ho scritto, comunque. Va bene così. Ok, andiamo avanti. Guardate quante ce n'ho.
che poi sono una diversa dall'altra perché si riferiscono a edizioni diverse. Anche questa no. Allora attendiamo che la telecamera metta a fuoco, metti a fuoco una bellissima maglietta Technics con un bambino che si esercita con gli SL 1210. Ok, 15.000, tessera d'ingresso 11-14 maggio 95, Fiera di Roma, tessera d'ingresso lire 15.000. Qui ci sono andato tutti e 4 i giorni, come vedete c'ha 4 buchi, ok, e quindi qui ci sono andato 4 giorni di seguito ed era il 1995, primavera 95. Grandiosi. Andiamo avanti perché noi non ci fermiamo mai, non ci fermiamo mai, non ci fermiamo mai. Allora, tessera d'ingresso sempre 15.000 e questo era inverno, o meglio autunno 95, dal 16 al 19 novembre, Fiera di Roma, tessera d'ingresso, Comic Art, tessera valida per una persona. Vedete? Vedete che tutto quello che vi racconto corrisponde poi sempre a verità? E continuiamo con le tessere d'ingresso. Noi che c'è? Guardate, qui siamo arrivati al 1996, 4 giorni ad Expo Cartoon, il Messaggero Comic Art, tessera d'ingresso alla mostra mercato del fumetto, del cinema, dell'animazione e dei games. Ok? E ci sono 4 stelle, quindi vuol dire che io sono entrato 4 volte anche a questa edizione. Andiamo avanti. Come vedete tutto quello che racconto corrisponde tutto a verità. Tessera abbonamento 24.000 lire, 1997, 15-18 maggio, ci sono andato 3 giorni, il 16 no. Tessera abbonamento, vedete? Valida per una persona. Via, si continua ed ecco un'altra tessera di ingresso, forse perché conviene fare così, avvicinarla piano piano, ogni tanto si impiccia sta videocamera. Poi mi rifarò tutto il PC, se il canale comincia ad andare meglio, che vedo che vale la pena, cambio PC, la telecamera la posso settare bene con Windows 11, perché adesso io tutti i problemi che ho avuto pure prima sono dovuti ovviamente a Windows 7 e al fatto che ho dei browser che neanche si aggiornano più. Niente, questa non si vuole mettere a fuoco, vediamo un po' di qua, sì, di qua sì, tessera valida per una persona, eccola, lire 24.000, tessera d'ingresso 4 giorni 24.000 lire, 13-16 novembre 1997. Oh, vabbè, questo è un biglietto del cinema multisala maestoso che non esiste, è chiuso da una vita, però ve lo faccio vedere perché è interessante. Multisala maestoso, sono andato a vedere True Lies, 16.994, sala 1, 10.000 lire. Multisala maestoso, True Lies in sala 1, True Lies al maestoso. Oh, e adesso vi faccio vedere un'altra cosa. Allora, io sono andato, diciamo sono tornato, trovate pure il video sul mio canale YouTube di quando sono ritornato alla discoteca laziale dopo tanti anni che non si vendevano più vinili, quindi non c'avevo più motivo, poi non compravo più neanche CD, quel poco che acquistavo lo acquistavo su Amazon, quindi sono molto sincero, però poi nel 2015, quando diciamo il vinile è tornato alla ribalta, ha avuto una rinascita,
io andai un'altra volta sia da Goody Music che alla discoteca laziale, c'è tutto un video, una cosa, mi fece molto piacere quel giorno andare da tutti e due, andai prima da Goody Music, poi tornare alla discoteca laziale. Da quel momento poi non l'ho più abbandonata, anche se spesso compro online, mi faccio consegnare il materiale direttamente. Qui abbiamo visto ultimamente degli unboxing dove ho comprato dei vinili sempre alla discoteca laziale. A loro ho fatto vedere una tessera che avevo trovato, che però era di mia moglie, ok? Quindi gliel'ho fatta vedere perché essendo una tessera storica magari faceva piacere anche a loro, alle due signore, le padrone della discoteca laziale, vedere che io ero un cliente di vecchia data. E questa invece è proprio la mia tessera di cliente speciale della discoteca laziale. Tessera cliente speciale, vedete? Questa ovviamente non vale più, però è la tessera cliente speciale discoteca laziale SRL. E questo è una testimonianza molto molto importante di tutto quello che vi ho raccontato e del fatto che io andavo, anzi questa voglio fare un altro gruppo perché poi vedremo perché. Allora, questa è un'altra tessera, guardate un po', video bancomat. Allora, video bancomat, dice che cos'è il video bancomat? Che è? Allora, quando cominciarono le videocassette a diffondersi talmente tanto che non bastava più una giornata lavorativa per distribuire questi film, c'era tanta gente che tornava dal lavoro alle 8, 8 e mezza di sera e gradiva magari di vedere un film e voleva andarsi a scegliere un film, però ovviamente le videoteche non potevano essere aperte H24, insomma la maggior parte non lo erano, a una certa ora si chiudeva e quindi che cosa si inventarono? Si inventarono dei macchinari che si chiamavano appunto video bancomat, uno stava anche qui vicino, vedete questo in base a un codice a barre che veniva letto, io mettevo questa tessera dentro al video bancomat, mi riconosceva e mi faceva scegliere da un catalogo enorme di cassette che potevano essere prese da quello che veniva tra virgolette definito il robot, cioè c'era un braccio meccanico che andava a selezionare la videocassetta scelta e te la forniva a fronte poi dell'inserimento di questa tessera che con questo codice a barre associava la videocassetta a te come cliente e da quel momento partiva, diciamo, il calcolo dei giorni di noleggio, perché ricordiamo che da questi video bancomat si potevano solo noleggiare le videocassette, ok? Uno stava proprio qui vicino a casa mia, a via di Torre Morena, e praticamente io ho contribuito alla nascita di quella videoteca tutta automatica, gestita addirittura da 3 HP Vectra VL400, tutto l'ambaradamma del robot era tutto comandato via seriale. Poi un giorno magari ci faremo una live, vi spiegherò come funzionavano questi video bancomat che noi tutti magari ci siamo trovati ad utilizzare, ma che magari neanche sapevamo come funzionavano, quello che c'era dietro al terminale che noi usavamo per vedere le copertine di tutte le cassette, per scegliere il film che ci piaceva e poi quello dietro che succedeva quando si sentiva e ti usciva poi dalla fessura, ti usciva la videocassetta che tu avevi noleggiato, che tu avevi richiesto al macchinario. Diciamo c'è un mondo lì dietro di cui io ho fatto parte per un certo periodo di tempo, proprio perché conoscevo bene i proprietari, li ho aiutati quando qualcosa non funzionava, soprattutto a livello di comunicazione tra i tre PC, perché lì c'era un PC dedicato ai clienti che poi tramite due, io li chiamerei terminali perché erano dei computer stupidi in cui c'era installato all'epoca addirittura, mi pare, neanche Windows 98, c'era su uno addirittura Windows Millennium che dava un sacco di problemi se tu lo facevi partire, ma tanto lì partiva un clientino che si collegava via rete al server principale come, diciamo, cliente e a quel punto ti faceva solo vedere delle immagini con la descrizione del film, ovviamente se era o meno disponibile, perché se era stato noleggiato lo dava non disponibile, quindi accedeva a un database che era su uno dei tre computer che era il server,
dove c'era tutto il database delle entrate e uscite dei film, teneva conto di tutto, delle tempistiche, di quanto un film veniva tenuto da un utente, quanti giorni, eccetera. Insomma, è una cosa un po' complicata e questa destra del video bancomat può essere un ottimo spunto per parlare anche di questa realtà, la realtà dei video bancomat. Io non ho messo più a capire niente, mi metto qua. Ok, andiamo a vedere, questo è un pub a cui io andavo negli anni 90, tutte cose che io mi ricordo come se fossero ieri, Elsa Poppin, questo è l'Elsa Poppin, anche se, eccolo, sì, è l'Elsa Poppin, guardate, guardate, io se non mi ricordo male, Ciampino, via Palermo, lunedì chiuso, in questo pub ci ho fatto anche un paio di volte il DJ all'Elsa Poppin, se non mi ricordo male, vedete? E questo è il biglietto da visita e tessera, perché per entrare in alcuni pub dovevi essere tesserato e io poi feci amicizia pure col padrone all'epoca dell'Elsa Poppin e feci un paio di serate il DJ anche lì. Allora, guardate, questo è un altro bigliettino di un altro pub, sempre anni 90. Oh, non so se ancora esistono questi pub che vi sto facendo vedere, Guardate, lo stress. Via della Fonte Meravigliosa 4042. Vabbè, via Martone 9, ve lo posso far pure vedere, non ci sto più, via Martone 9. Oh, andiamo avanti, va, questo è un altro pub molto molto bello, questo era proprio uno spettacolo, sto pub, lo Shamrock Irish Pub. Allo Shamrock ci si andava spessissimo con gli amici. Guardate che tessera che c'aveva. Via Capo d'Africa 00184 Roma, lo Shamrock, magari qualcuno li conosce e c'è stato anche in quel periodo, magari qualcuno sui commenti mi può mettere, sì lo conosco, me lo ricordo. Oh, e questo è sempre perché io vi dico, io ho fatto un paio d'anni di università e questo indovinate che è? Questa è l'IDISU, la tessera che mi dava diritto anche ad accedere alla mensa universitaria, che adesso non c'è più dove io andavo. Questa c'è una banda magnetica, vedete, questa è una banda magnetica molto simile a un'audiocassetta, lì c'erano registrati in modalità magnetica i dati del proprietario della carta, in questo caso De Vita Renato, come vedete scritto. Quindi questa era la tessera dell'IDISU dell'università. Allora andiamo avanti, allora guardate, io ho tante di queste che mia figlia ha visto essere delle carte telefoniche, ma io più che altro mi ricordo che erano per fare delle fotocopie. Io queste Intercard mi ricordo che erano per fare delle fotocopie, però non ci giurerei. Mia figlia ha cercato tramite l'intelligenza artificiale e gli ha detto che sono carte telefoniche, ma siccome ce ne ho tante, io non è che telefonavo così tanto, Guardate, queste venivano forellate, vedete ci sono tanti forellini, a seconda di quanto le usavi. E io mi ricordo che queste carte fotocopie, se non sbaglio, le avevo utilizzate alla Biblioteca Nazionale, perché all'ultimo anno delle superiori ci mandarono i professori a fare delle ricerche proprio alla Biblioteca Nazionale. Fine significa che era finita. E queste servivano proprio per fare delle copie, secondo me. Copy check, vedete? Copy check. Queste sono tutte carte per fare le fotocopie. Tu le mettevi dentro la fotocopiatrice e quella in base a quante copie facevi te li scalava dalle 50 che tu ne potevi fare, vedete? 50, copy check. Vedete? Guardate. Questi sono tutti i ricordi di vita vissuti, Copy check, sono tutte diverse, Pure questa. Questa magari c'era ancora qualcosa dentro perché non c'è scritto fine. Vedete? Copy check. E vabbè.
Oh, siamo arrivati ad un'altra tessera a cui sono molto 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 affezionato. Guardate un po', mo vi faccio vedere pure com'ero io negli anni 90. Allora, innanzitutto, Remix DJ Club. Vedete quando io vi dicevo che andavo a Via del Fiume 1A, poi si spostò di fronte al 3 mi pare, no, di fronte era al 2. Remix DJ Club e io, eccomi qua, Renato De Vita, vai fino al 1096. Renato De Vita 561. Questa era una tessera che chi andava spesso dentro un negozio ti facevano sempre le tessere sconto. Questa era una tessera sconto, non è che ci voleva la tessera per andare ad acquistare i vinili da Remix, assolutamente no, non mettiamo in giro notizie false. Chiunque poteva entrare, era un negozio di dischi, si scendeva tutta una bella scalinata e sotto ti trovavi nel mondo del vinile, ma soprattutto dei mix, perché Remix era specializzato appunto in dischi mix per DJ, per radio e diciamo per eventi. Quindi diciamo che non si trovavano magari vinili LP, eccetera, ma soprattutto tanti mix. E questa tessera veniva data a chi era un habitué del negozio, ci andava praticamente costantemente tutti i fine settimana magari, e aveva diritto, mi pare, a un 10 o un 15% di sconto sul prezzo di copertina, ed era tanta la gente che ci andava e che aveva questa tessera. Infatti la mia è quella 561, se non leggo male, la mia è la 561esima card, quindi almeno 560 persone prima di me avevano preso questa stessa carta sconto. Poi era pieno di DJ lì che andavano, anche molto famosi, perché il Remix come Goody Music era molto molto famosa a livello anche nazionale. Remix era molto molto famosa come negozio di dischi. Oh, e dai dischi, oh guardate, questo è il biglietto da visita invece. Guardate, biglietto da visita per Via del Fiume 89. Questa era quando si era già spostata. Mix Import Remix Via del Fiume. Io andavo originariamente Via del Fiume 1A e poi si spostò Via del Fiume 89. E questo è il biglietto da visita di Remix. E poi c'è un'altra tessera a cui io sono tanto affezionato, ma veramente tanto, che è la tessera di un negozio di fumetti. Con mia moglie ci siamo tante volte incontrati qua, ci sono andato tantissime volte con il mio amico Mirko, E questo è Sogni di carta, via Lucio Elio Seiano, adesso non c'è più niente, è stato abbandonato questo negozio per tanto tempo, adesso mi pare che è stato riaffittato, Tessera numero 246, Renato De Vita, validità 1999, tessera sconto. Vedete, anche questo dava il diritto ad uno sconto del 10, del 12, anche del 15% su alcune testate. Ok? Questo è il ristorante Giuda Ballerino e questa è la tessera di Sogni di carta. Ok? Quindi altra tessera sconto a cui sono molto affezionato. Vediamo un po' qua che altro c'è. Oh, e qui continuano a uscire tutte queste tessere e mo ve le faccio vedere. Io tanto che ho da perdere. Allora, queste non lo so perché. Allora, continuiamo con queste. Allora, torniamo ad Expo Cartoon 10-13 novembre 94. Vedete? Oh là là, non si resiste al richiamo di Expo Cartoon. Expo Cartoon, fortissime queste tessere di Expo Cartoon, ecco, le continuo a mettere qui sopra perché le ho collezionate fino ad ora, non è che le voglio perdere, guardate le tessere di Expo Cartoon. Allora, oh, qua parliamo del 1995, dal 16 al 19 novembre,
1995. Expo Cartoon, no, così. Spettacolo, veramente, veramente spettacolari queste tessere. E noi andiamo avanti, eccole qui, troppo ce ne stanno qua. Expo Cartoon, 13-16 settembre 97. Expo Cartoon, opla. Oh, ripeto, queste adesso le scansiono tutte e ve le metto nel gruppo Expo Cartoon di Facebook, quindi seguitemi anche su Facebook, e poi mi sa che farò anche un video da pubblicare, uno short da pubblicare su YouTube. Ok, guardate, immaginazione alle stelle. Expo Cartoon, vediamo un po', 11-14 maggio 95. Expo Cartoon, spettacolo, veramente spettacolo. Oh, guardate, Expo Cartoon, ma di qua si legge così: 100 anni di fumetti. Qua c'è scritto dal 14 al 17 novembre 96. Expo Cartoon, eccola qui. Allora, andiamo avanti. Questo qui è Contact One, che era? Sì. Allora, qui invece sono stato DJ Resident. Questo è il biglietto da visita di un locale, guardate, di questo locale che si chiamava, non c'è più, Contact One Disco Bar. Io sono stato DJ resident per parecchio tempo, per un inverno intero. E cosa si faceva a questo? Che cosa aveva di particolare? Allora, oltre ad avere ovviamente, vabbè, il DJ che ti metteva la musica invece che magari solo una musica di sottofondo o il piano bar, aveva il DJ, cioè io, che mettevo musica di tutti i generi. Poi io ero specializzato in tutti i tipi di musica, quindi mi ha fatto molto piacere che il proprietario mi avesse scelto per, diciamo, per quell'inverno per tenere vivo il locale. Ma una particolarità di questo locale, sapete qual era? Su ogni tavolo c'era un telefono. All'epoca non c'erano cellulari, all'epoca non era facile creare, diciamo, una connessione tra telefoni che non fosse gestita dalla SIP, ok? E invece loro acquistarono un centralino, tutti i telefoni tra virgolette normali, telefoni da casa normali, che se tu facevi, ogni tavolo era numerato con un numero a due cifre, quindi partendo da 01, 02, 03, mi pare che c'erano una ventina di tavoli, forse pure 30, ok? E tu potevi praticamente telefonare a un altro tavolo e metterti al telefono a parlare o al telefono oppure invitare la persona che stava all'altro tavolo al tuo tavolo, ok? Era un'idea che non era male, infatti diciamo che il venerdì sera e il sabato sera si riempiva il locale fino a, se non ricordo male, fino all'una alle 2 di notte si lavorava sia il venerdì sera che il sabato sera, sì. Era frequentato parecchio proprio per questa idea di poter socializzare anche con persone sconosciute. Tu facevi il numero all'altro tavolo e ci parlavi al telefono. Se, diciamo, si creava un'intesa, magari invitavi l'altra persona a venire al tuo tavolo. Ok? Quindi era un'idea. Il problema è che era già dall'immagine che si vede che è stata scelta per il biglietto da visita, era un'ambientazione un po', chiamiamola ecclesiastica, sembrava un monastero, e su ogni tavolo c'erano tutti questi ceri rossi, ok? Che erano ceri veri. All'epoca non c'era tutta sta roba a LED, simil cera, simil candela, no, erano delle candeline, per fare un esempio, quando ti serve la roba non c'è, delle candeline, ecco, tipo queste che le trovate da Ikea, tipo queste candeline qua, opla, fatto cascare anime,
Vedete, queste sono le candeline di Ikea che trovate. Queste stavano su ogni tavolo, c'era un portacandele dove si mettevano queste candele ed erano sempre accese su ogni tavolo, su ogni tavolo. E purtroppo ci andavano, ci mettevano, non lo so se lo facevano apposta i clienti o se erano distratti, sempre i fili del telefono dentro queste candele, se bruciavano i fili. E io, una continuazione, perché io oltre a fare il DJ lì mi occupavo anche della manutenzione dell'impianto telefonico, diciamo quello tra i tavoli, ok? E spesso e volentieri si rompevano, venivano sciolti questi fili e io dovevo cambiare tutto il filo perché erano tutti fili plug plug RJ11, quindi io ce ne avevo parecchi di riserva e stavo sempre a cambiare questi fili, quando potevo me li portavo a casa e li risaldavo, perché poi erano plug plug ma dentro erano due fili che andavano saldati, se li squagliavano poi al massimo si staccavano e quelli bastava risaldare, ci mettevo un po' di nastro e li riutilizzavo perché sennò troppo costava a comprare 4, 5, 10 cavetti ogni fine settimana. E quindi qualche volta mi mettevo a casa col saldatore, li risaldavo, un po' di nastro isolante tutto intorno e magari non mi rompevano quel punto stesso, me lo rompevano in un altro punto e poi quando era rotto 3-4 volte purtroppo era da buttare e quindi a quel punto diciamo, si sostituiva. Grazie, questo è un altro pub. Guardate, questo è un altro pub. Questo però mi sa che stava a Villa Simius, non mi ricordo male, no? No, via Regina Margherita. Ah, questo è un ristorante. Ah, il Mongolia. Ci sono andato pure con mia moglie. Questo è il Mongolia Barbecue. Questo è stato uno dei primi all you can eat orientali, diciamo, di Roma. Qui potevi andare a mangiare, ti prendevi tutto ciò che volevi da un enorme buffet. C'era anche la carne cruda, c'era il pesce crudo, dove c'è stava la persona che sulla piastra te le cuoceva, che ne so, trovavi una bistecca o una fettina cruda che ti piaceva, te la mettevi nel piatto, prendevi il numeretto, gli lasciavi lì il piatto, loro te la cuocevano, ti chiamavano e tu ti andavi a prendere la tua carne cotta sul momento davanti a te perché era tutto a vista. Poi c'erano i ravioli al vapore, c'era il riso alla cantonese, c'era diciamo tutto il, diciamo, quello che era orientale. È stato uno dei primissimi all you can eat, il Mongolia Barbecue di Roma, non so se ancora esiste, e questo è il Mongolia Barbecue a Roma. Ho tanti ricordi bellissimi perché poi sono andato pure con gli amici, però ci ho portato anche mia moglie, quindi nel 2006 ancora c'era. Allora io sto vedendo perché poi ci sta pure della roba magari che arte grafica, Apple, via Quintilivario 2B, arte grafica, questa non mi ricorda niente, magari c'è pure qualcosa che non mi ricorda niente, poi sono un sacco di scontrini fiscali. Oh, salto di fondi! Allora, salto di fondi, holiday data 11. Vedi, allora guardate, io andai qua non a fare il DJ, ma andammo in campeggio a questo Fondi Holiday Camp, ok? Allora, siccome all'epoca non c'erano i cellulari, non c'era modo di parlare, allora se c'era una necessità, le persone potevano chiamare in reception e venivano poi lasciati all'ingresso questi biglietti, messaggi telefonici, mannaggia la miseria, Fondi Holiday Camp, ma perché non deve mettere a fuoco subito? Guardate, guardate, Fondi Holiday Camp, ma mannaggia la miseria ladra. Messaggi telefonici, però si legge, dai. Oh, vedete, Fondi Holiday Camp, servizio clienti, messaggi telefonici. Data 11 agosto. Ora non si sa, per Renato De Vita dalla madre, richiamare la madre. Vedete? Dalle ore alle ore. Loro al centralino riempivano questo foglietto, tu lo trovavi e quindi sapevi che un tuo parente ti aveva cercato. Oh, e poteva mancare questo di cui vi ho tanto parlato. Allora, voi sapete che io ho contribuito, grazie al mio Commodore 64 e al mio Amiga 500 e 600, i primi,
perché poi vabbè col 4000, il 3000, il 2000, tutto venne dopo, però io iniziai con l'Amiga 500, partì tutto col VIC 20, vabbè, poi quando arrivai a Via Martone 9, che avete visto, lì dai miei, praticamente con Commodore 64 ho fatto un sacco di cose che poi vi racconterò e vi ho più volte nominato questo negozio. Computer Time, via Col di Lana 11 13 15 00043 Roma, mi pare che non c'è più. Purtroppo questo negozio non c'è più. Questa è una tessera di plastica. Io iniziai andando ad acquistare dei giochi da questo negozio, ma poi, come già vi ho detto in altre live, gli fornivo anche io dei giochi e quindi diciamo ci ho avuto parecchio diciamo, diciamo un discorso duraturo pure di qualche tempo con questo negozio. Vedete altri negozi di computer che sbucano fuori. Questo è computer, assistenza tecnica, via Merulana. Ah, qui invece ci compravo i dischetti. Qui compravo i dischetti a 600 alla volta, i dischetti per Amiga 500, i bulk blu, i bulk blu, i bulk blu li compravo tutti quanti qua a 600 alla volta, ci andavo col motorino, 600 dischetti alla volta a via Merulana, ok? To? Ah, questo farà piacere al mio amico, questo è il biglietto della Queen del Molise, ma dopo glielo mando. Qui dietro ci stanno addirittura delle notizie che riguardano te, Ericsson. Sì, vabbè, perché noi già lavoravamo in Ericsson, guardate che sta uscendo fuori qua. E questo non ve lo faccio vedere da vicino, ma questo è il biglietto da visita di un amico mio che si chiama Daniele. Ok, to! Allora, questa è un'altra tessera, ma guarda la roba che ci sta qua. Allora, qui capirai. Allora, questa è un'altra tessera Rent Music 2, che già ve l'ho fatta vedere prima, via Caio Manilio 00174 Roma, Renato De Vita 12898. Vedete, questo quindi noleggio compact disc, ok? Poi me le metto tutte quante a posto. Addirittura facevo parte quando nacque, appena nacque, Fonopoli, la città voluta da Renato Zero, vedete? Associazione culturale Fonopoli, io mi iscrissi all'associazione culturale voluta da Renato Zero, Questo è Fonopoli, Tecno Shop, guardate, qui ci andavo a fare fotocopie mi pare. Largo Paolo Frassinetti 12, no, questo è DS Elettronica che si chiamava Tecno Shop, dopo cambiò nome da DS Elettronica. Qui ci compravo un sacco di roba di elettronica, condensatori, batterie, cose. Qui addirittura ho, diciamo, dei numeri di telefono, no, ah sì, sono telefoni interni, quindi è inutile che ve lo faccio vedere. Questo è il CED dalle SDIF dove ho fatto il militare e c'è scritto maggiore testa armata, telefono interno, telefono esterno, tenente colonnello di Vivo, eccetera. Ah, ecco, questo è un altro, madonna mia, è un altro negozio dove io ho comprato tanta roba quando facevo il DJ, perché questo era un negozio di elettrica, vedete, via Tuscolana, è fallito anche questo, Elettrica Morlacco SRL, vasta esposizione in luminotecnica, utensileria, hi-fi, tv, video, hobbistica, elettrodomestici, arredo e bagno, forniture elettriche civili ed industriali, piano superiore, settore elettrico. Ok? Allora, al piano inferiore avevano una vasta scelta di effetti da discoteca in vendita al dettaglio, perché molti effetti da discoteca, tra l'altro, non erano facili da reperire al dettaglio, venivano venduti solo agli elettricisti che le andavano a montare in quelle che sarebbero divenute sale disco pub, disco bar o discoteche. Ok? Andare a reperire invece al dettaglio e magari anche delle versioni un po' più economiche di quelle enormi che costavano 3, 4, 5 milioni, che non erano acquistabili poi dalle persone normali, c'erano questi negozi di elettrica che vendevano. Io lì ci ho comprato la mia palla
prismatica, quella piccolina, ci ho comprato quella più grande, ci ho comprato 2 dei 4 fari che ho che illuminano la palla, poi ci ho comprato la luce stroboscopica, la primissima luce al mercurio che ancora ce l'ho, che è a incandescenza e ancora funziona dopo tanti anni, dagli anni 90. Ci ho comprato 2 centraline di luci psichedeliche che all'epoca andavano tantissimo. La prima comandava solo 3 lampadine, la seconda che comprai ne comandava 6 e poi non erano 6 lampadine a coppie, quindi si accendevano 2 insieme, 2 insieme, insieme, quindi è un 3x2, no, erano 6 lampadine indipendenti e la pagai pure parecchio di più proprio per questa sua caratteristica e ci comprai anche una delle mie 2 centraline di luci programmate, venivano preprogrammate tramite 3 switch dei programmi di illuminazione e si comandavano fino a questa volta a 8 luci che però non andavano a tempo di musica, erano semplicemente luci programmate che potevano accendersi 2, 2, 2, 2 oppure 3, 3 e 2, 3, 3, 2, insomma facevi, oppure si le accendeva una sì, una no, una sì, una no, una sì, una no e poi le altre e poi facevano tutti questi giochi di luce che all'epoca erano introvabili, erano irrealizzabili, diciamo erano cose molto complesse e quindi le trovavi solo da questi negozi. E io da Elettrica Morlacco ci ho comprato tutto questo che vi sto elencando, ok? Ho comprato tutto, diciamo, il mio impianto luci, quasi tutto quasi da Elettrica Morlacco, poi qualcosa lo comprai anche usato su Porta Cortese perché qualcosa magari costava pure parecchio, forse pure troppo. Allora, vediamo, questi sono tutti scontrini, scontrini che non c'entrano niente. Questa è la soluzione del problema alle 8 regine. Questa è una scacchiera, bisogna mettere le 8 regine in modo che nessuna mangi l'altra e questa è la soluzione all'enigma delle 8 regine. Pensate a quanto tempo fa risale questa cosa. Allora, adesso vi chiudo anche qua. Guardate, questo era l'altro biglietto da visita mio quando non facevo il programmatore. Ecco, De Vita Renato organizza feste con luci psichedeliche stroboscopiche a mercurio e sfera colorata, presenze al party come DJ. E questi erano i biglietti da visita che io davo in giro. Ragazzi, è tutto vero quello che vi racconto, è tutto vero. Telefono, non lo so questo che roba è. Allora, io sto aprendo insieme a voi perché non mi ricordo proprio. Allora, questa è tutta robaccia, scontrini, robaccia che non significa niente, scontrini tutti scoloriti purtroppo, tutta carta termica. Magari qua c'è sta pure qualche scontrino e dei remix e della discoteca laziale allora questo pure si può mandare via. Questa roba qui non l'avevamo neanche vista con i miei, Ah, eccola qua la pubblicità della mia BBS che portai pure a Pianeta Amica, vedete? Adesso la voglio rileggere insieme a voi questa pubblicità. Guardate che spettacolo, questa è RefSoft BBS. Avevo fatto questa pubblicità e c'è scritto: hai un modem collegato al tuo PC? Vuoi trovare rapidamente utilities, immagini, desktop, screensaver, temi, moduli e tutto ciò che può abbellire o velocizzare il tuo lavoro su PC o Amiga? Vuoi evitare le lunghe attese o le vane ricerche su internet? E allora cosa aspetti? Con Hyperterminal di Windows o con Ncom di Amiga, contatta RefSoft BBS, dove troverai anche aree messaggi, connessioni a diversi net e RefNet, il net interamente dedicato alla TV, vecchi telefilms come Automan, Supercar eccetera, films, cartoni animati eccetera. In linea ci sono ben 10 GB di hard disk e 11 lettori CD-ROM, 2 linee ISDN 33,6 bps, BBS completamente gratuita. Ovviamente disponibile una miriade di immagini, filmati, canzoni, scansioni e quanto di meglio esiste su tutti i cartoni animati. Vedete? E io distribuivo questi biglietti che venivano fatti con delle fotocopie e delle stampe. Addirittura mi pare che all'epoca c'avevo anche la stampante laser che ne potevo stampare tantissimi di questi biglietti a ripetizione. Allora, qui è dove ho preso la patente. Agenzia, questa mi pare che ancora c'è. Agenzia Autoscuola Statuario. Io ho preso la patente qua. Vedete? E questo è il biglietto da visita che mi hanno dato quando io ho preso la patente.
Ho 52 anni, ragazzi, l'ho presa a 18 anni la patente. Va bene. Allora, questo non so che cacchio sia. Questo è qualcosa che... Ah, la serbotta da riccia! Guardate, questo è la serbotta da riccia. Chiosco La Selvotta. E qua ci sono andato con gli amici dell'Ericsson sicuramente, però non c'è una data qua, perché questa era... Te facevano così il, diciamo, il totale. Vedete? 901.000 lire. Eh sì, eravamo tutti quelli dell'Ericsson. Chissà perché me lo sono tenuto io sto conto. 901.000 lire. Però calcola che qui, allora, facciamogli rimettere a fuoco. Allora, andiamo a vedere. 6.000. 3.500 non si sa. Acqua 6.000. 3.600 lire. Ah, acqua 6... No. 3.600... No, pasta 42.000 lire. Mi pare strano. 3.000, pane, 26.000, non lo so. Non lo so. Ah, 90.100 può darsi. No, 900.000 lire in un ristorante non si spendevano mai. Sì, sono 90.000 lire. Però avevamo tanti secondi, 26.000 lire dei secondi. Quello sì, 42.000 lire, sì, erano 90.000 lire. 90.000. 4.200, no, 42.000 lire di pasta, 26.000 lire dei secondi, sì, si trova, 6.000 lire coperti, 3.500 sarà stata là, no, l'acqua 6.000 lire d'acqua, magari 3-4 bottiglie d'acqua le abbiamo prese, sì, era 90.000 lire il totale, mamma mia, mo te voglio per richiuderlo questo, vabbè. Poi dopo richiuderò bene, vediamo se c'è ancora qualcosa di interessante. Questo è l'Elsa Poppin, mi sa, questo è un altro dell'Elsa Poppin, visto che io facevo il DJ, là ci sono andato più volte, Elsa Poppin, questo è un altro biglietto da visita Renato De Vita, vediamo che altro c'è, Cena, via dei Magazzini Generali, Ostiense, via del Porto Fluviale, Trastevere, Pub Trilussa, qui devo andare a fare il DJ, mi iscrivo su stipendio. Via delle Medaglie d'Oro, Elliott Pub, Fontana di Trenis, Dunkin' Donuts. Vedete, prima delle 23. Zodiaco, Montemario. Ciarro Caffè, vedete, io mi scrivevo su dei fogli così, dov'è che dovevo andare a fare poi, o che mi avevano chiamato, che potevo fare il DJ, vedete? Su dei fogli così e io ci andavo a parlare, era così, era, non c'avevamo chissà che, andavamo avanti così e mi scrivevo così le cose qui, che cacchiarola est, la Sorgente Campeggi 0293 e questo 950.000 lire, forse io sono andato al campeggio forse nel 93, vedete? Villa Simius, sì, questo è quando sono andato, avevo finito gli esami di maturità e siamo andati, vedete, 950.000 lire, siamo stati, mi pare, 10 giorni, no, dal 21/7 al 2/8, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e so 10, 1 e 2, sì, 12 giorni, insomma siamo stati parecchio. E questo è quando siamo andati là. Io il giorno dopo dell'esame di maturità dell'orale sono partito per andare qua. Ecco, camping Spiaggia del Riso, esatto, a Villa Simius. Vedete? Soggiorno 950.000 lire. E via, ovviamente PP per persona, Oh, e questa è un'altra, vedete, copy shop, un'altra copisteria perché all'epoca si utilizzavano parecchio. E questa è una copia a colori, vedete, era speciale, stava via Lucio Elio Saliano, vicino a quel negozio Sogni di Carta. C'era questo negozio che si chiamava Copy Shop,
che tra l'altro faceva anche la stampa sulle magliette, ok? E faceva anche i cappellini cuciti col logo cucito. Copy shop, fotocopia a colori bianco e nero, rilegature, plastificazioni, eccetera. E mi sa che siamo arrivati alla fine, perché qui non vedo più niente da farvi vedere. Qui non c'è nulla, qui andiamo a vedere, ma mi sa che non c'è nulla. No. Ah, ecco, qualcosa c'è. Vediamo un po'. Questo ancora c'è, grandissimo. Campegiani Barnaba, questo è il logo, e questo ha componenti elettronici ed è conosciuto da tutti i riparatori di TV, elettrodomestici, qualunque cosa. Vai da Barnaba Campegiani a Ciampino, ancora c'è, vedete? Sta sempre a via San Francesco d'Assisi 6672, ok? Campegiani Barnaba, componenti elettronici. C'è sempre questo negozio e vende sempre componenti elettronici, resistenze, condensatori. E questo invece era il Cartoon Night che avevamo organizzato con Mirko, il veglione di Capodanno a base di cartoni animati. Ok? Quest'altra roba invece mi sa che è tutta robaccia che non sente niente. Ma che cazzo? Vabbè, qui non c'è più nulla, a parte questo disegno che mi fece un compagno di banco. Guardate che disegni che facevamo a scuola, questo mi venne fatto proprio a scuola, non so se lo metto a fuoco, ecco. E io questo stesso disegno lo utilizzai lo misi su una cassetta, mi pare, su una compilation. Spettacolo, eh? Bastava poco, che ci voleva? Bastava poco. Questo non c'entra nulla, questo non c'entra nulla, ok. Non c'entrano nulla. A posto, mi sa che abbiamo finito così, perché qui sono tutti scontrini fiscali cancellati, sono tutta la carta termica. E qui c'è una mia vecchia fotografia che, vabbè, ve la faccio vedere, guardate com'ero. Guardate com'eri, guardate come sei, mi pari tu nonno. Vabbè, dai, abbiamo scherzato. Me paro mi nonno, me paro. Ok, quindi vi ho fatto vedere tutto. Ah, qui invece ecco un'altra fotografia in divisa, in drop, quando ho fatto il militare. Io ero appena partito, stavo ancora facendo il CAR, non avevo ancora i gradi. Io mi sono congelato come aviere scelto ATI, assistente tecnico informatico. Sì. Questo è 753, un altro biglietto da visita. Vediamo Campegiani Barnaba, che ve l'ho fatto vedere. Basta, finito. Abbiamo portato tutto da là, qua non c'è più niente. Io questo secondo me, adesso aspetta ve lo faccio vedere proprio così. Secondo me questo, se io gli do una stirata col ferro tiepido, perché sennò questo si squaglia tutto, questo si può ancora utilizzare oggi. Si può ancora utilizzare oggi. Grazie ragazzi, grazie. Oh Willy Sorrentino, ciao! Riveditela questa live perché ho fatto un salto negli anni 90 che tu non hai idea. Allora, siamo in chiusura di live, vi voglio far vedere le cose principali che vi ho fatto vedere, diciamo. Abbiamo parlato tanto di Expo Cartoon, ok? Di Expo Cartoon. Abbiamo parlato di Computer Time a Ciampino, Computer Time, ma abbiamo parlato anche di Rent Music, noleggio compact disc, abbiamo visto un po' come funzionavano negli anni 90 per avere un po' di musica, ti noleggiavi il tuo bel compact disc e va. Oh, e questo, ecco,
Rent Music, vi ho fatto vedere la ADC Card, diciamo, vi ho fatto vedere pure, oltre a Rent Music 2, anche Rent Music 3, eccolo qua, noleggio compact disc, Rent Music 3. Poi abbiamo visto, che altro abbiamo visto? Qua, vabbè, Shamrock Café. Ok, poi abbiamo parlato tanto di discoteca laziale, ecco qua, tessera cliente speciale alla discoteca laziale. Ok, poi abbiamo parlato di remix DJ Club. Insomma, abbiamo parlato di tante cose, ecco il biglietto di visita di Remix, DJ Club, Via del Fiume, tutta la storia che c'è dietro un singolo portafoglio che io ho trovato a casa dei miei, abbandonato lì dagli anni 90. Vi ricordo che durante questa estate ci sarà tanto da vedere, da rivedere, da ricordare per quelli della mia età, ci sarà tanto da ricordare per quelli della mia età. Poi vabbè, dobbiamo fare ancora lo sfogliamo insieme di questo, dobbiamo sballare quelli lì non prima di giovedì perché aspetto un altro paio di pacchi di questi qua, me devono arrivare, questi sono due e me ne servono altri due, ne mancano altri due all'appello, quindi grazie mille, questa live è durata oltre un'ora, ma ci tenevo a farvi vedere, per esempio, ecco la tua scuola dove io ho preso la patente, eccola, io ho preso la patente qua. E quindi, vabbè, per dirvene una, insomma, vi ho fatto vedere, vi ho reso partecipi della mia vita negli anni 90, uno spaccato della mia vita, perché ne ho tanta da raccontare, tanti ricordi che poi quando uno sta avanti con gli anni riaffiorano tutti quanti e quindi magari si sente la necessità di condividere questi ricordi qualora possano anche interessare, quindi sapere da dove tante cose sono venute fuori. Vi ho fatto vedere anche la pubblicità della BBS, collegatevi col modem alla BBS, prima ancora, cioè c'era internet, ma internet costava la connessione, costava il tempo che stavi, insomma c'erano tante cose, le BBS pagavi solo gli scatti quando stavi connesso, ma era una telefonata urbana normale perché tu chiamavi le BBS della tua città, perché se poi chiamavi una BBS che stava al di là della tua città o al di là della tua regione, andavi in quello che si chiamava in teleselezione, facevi un'interurbana e pagavi molto di più, però le BBS locali ce ne stavano parecchie, soprattutto a Roma, quindi diciamo la telefonata si pagava come una telefonata urbana. Vabbè, tanti ricordi, tante cose da dire, poi ce ne saranno. Sì, sì, bisognerà raccontare anche, diciamo, ai nuovi giovani come internet è nato e da dove veniamo, da prima che praticamente non c'era niente, da quando eravamo pochissimi ad avere un PC dentro casa, adesso con un telefonino si può definire, talmente la complessità di un telefonino, si può definire un supercomputer dell'epoca. Negli anni 90, negli anni 80 c'erano quei supercomputer, molti si ricorderanno lo Whopper, quello di War Games, giochi di guerra, un computer che occupava addirittura il Cheyenne Mountain, là era tutto il supercomputer, lo Whopper. Erano grandi i computer all'epoca e adesso un telefonino di oggi vale 1 milione di quei computer dell'epoca, quindi ci sarà modo di vedere e di parlare anche di questo. Grazie mille di essere stati qui con me, io vi invito a visitare i miei siti, il primo principale dei quali è www.classe74.it. Poi se vi piacciono questi contenuti mettete un like, un commento, perché più commenti mettete più il video gira. Se non mettete commenti il video rimane lì e io lo pubblicizzo, però viene mostrato solo a quelli che vedono la mia pubblicità e lì si ferma. Ok, quindi mettete un commento, un like, magari condividetelo, se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale e poi sappiate che durante questa estate ne vedremo delle belle su questo canale e poi ovviamente continuerò a pubblicare, ho ancora centinaia di compilation da pubblicare, ogni tanto YouTube me ne blocca qualcuna, io la levo, se c'è un brano che dà fastidio levo solo quel brano, se i brani sono 2 o più levo tutta la compilation, non fa niente, magari un domani la pubblicherò da qualche altra parte. Ok, detto questo, sono le ore 16:42 di questo 8 giugno 2026, ultimo giorno di scuola per quanto riguarda le superiori e le medie
mi sembra anche per le elementari, insomma, ultimo giorno di scuola, mia figlia pure ha finito la scuola, adesso bisognerà aspettare la pagella, l'anno prossimo ci saranno gli esami, quindi un saluto, un abbraccio sincero a mia moglie, a mia figlia, ai miei genitori, mia mamma e mio papà, a mio fratello che purtroppo non sta tanto bene, si è operato venerdì alla gamba, sono praticamente 2 giorni, questo è il terzo dall'operazione, e quindi che io sappia, cioè so che è andato tutto bene, ha bisogno solo di qualche giorno di riposo. Ok? Grazie a tutti di essere stati qui con me, a chi vedrà questo video in differita come un video normale di YouTube, grazie a chi ha partecipato a questa live in diretta e ci vediamo alla prossima live, come sempre io non so quando la farò, però vi ringrazio lo stesso tutti di essere stati quest'oggi qui con me. Grazie mille a tutti e alla prossima! Ciao e rimanete collegati sul mio canale e se volete condividete anche addirittura il mio canale, perché no? Fate iscrivere i vostri amici se lo ritenete opportuno. Grazie.